ragazzi protagonisti del cortometraggio sono dei preadolescenti, quindi si stanno avvicinando a una fase molto delicata e insomma noi abbiamo appunto cercato di inquadrare questo momento particolare, difficile, contestualizzandolo anche in un contesto appunto quello del cambiamento climatico per esempio, e quindi non solo la protagonista si trova a dover affrontare questi problemi che sono suoi interni, appunto perché è in una fase particolare, ma anche si trova in un ambiente esterno problematico. Quindi, insomma, questo è il contesto nel quale si Ecco, svolge la storia. un contesto dove ci sono grandi trasformazioni anche sociali, no? Perché quando c'è il decadimento di un modello di sviluppo e la creazione di un altro, i giovani sono coloro che maggiormente subiscono, diciamo, il contraccolpo di questi passaggi epocali. Beh, sì, sì, certo, però, come dire, sono tutte le generazioni devono affrontare questo tipo di sfide ed è bene che lo facciano, nel senso che se non ci fossero le sfide poi non ci sarebbero neanche, non svilupperemmo diciamo, quegli strumenti che ci servono per affrontare la vita, per andare avanti, sviluppare, per progredire, insomma. Noi siamo nati e cresciuti a Carboni appunto con un'atmosfera industriale che prometteva un certo benessere, diciamo, che poi purtroppo noi in qualche modo abbiamo invece vissuto un'ondata invece negativa, insomma, di quell'industrializzazione. Quindi sicuramente la nostra ispirazione è partita da qua e poi ci siamo voluti spostare in una zona industriale invece del Cagliaritano, che tuttora invece è attiva, e insomma per queste ragioni abbiamo scelto appunto di parlare di questo. I giovani inseriti in questo contesto. Sì, tutti noi lo siamo stati, abbiamo vissuto in parte lo stesso tormento, diciamo, che abbiamo cercato di portare anche ai ragazzi del nostro cortometraggio, di far parlare insomma delle loro inquietudini, di un disagio che poi in qualche modo purtroppo si manifesterà soprattutto negli anni a venire, appunto.